Atleta in corsia 6, Jennifer Bortuzzo, Sporting Club Noale, è stata squalificata per falsa partenza. Sono confermati tutti gli altri risultati. Proseguiamo con l'ultima finale dei 200 rana, e quella della categoria assoluti, settore maschile. Alla 1 parte Stefano Finotto, Idros. Corsia 2, Stefano Sasso, Città Sport Vicenza. Alla 3, Luca Gobbo, Nuoto Vicenza Libertas. In corsia 4 per il The Hacker Team, il campione italiano giovanile e di categoria dei 400 misti, Pierandrea Matteazzi. Alla 5, Alberto Pesce, Sporting Club Noale. In corsia 6 per il The Hacker Team, 4 medaglie di bronzo tra criteria e categoria nei misti e partecipazione agli europei giovanili, Massimiliano Matteazzi. Alla 7, Luca Corra, Gymnasium Pordenone. Lane 8 from Serbia, Jovan Bojicic. In acqua con la finale dei 200 run assoluti maschi, in corsia numero 4 per il The Hacker Team, Pierandrea Matteazzi, classe 1997. Abbiamo detto dei titoli vinti a Riccione e a Roma nei 400 misti, aggiunto anche, sempre per quanto riguarda la stagione 2017, la vittoria dei 200 misti e l'argento nei 200 dorso ai criteria e l'argento nei 200 misti ai categoria al Foro Italico di Roma. In corsia 6 Massimiliano Matteazzi, più volte sul terzo gradino del podio dei misti, e la convocazione da parte dei Walter Bolognani, responsabile delle squadre nazionali giovanili per i campionati europei junior di Netanya. È proprio Massimiliano Matteazzi in vantaggio a metà gara, 1.04 e 18 su Pierandrea Matteazzi secondo, 1.5.87. Attenzione, l'atleta Eva Speranza del Nottoli Nuoto può venire a ritirare il proprio cartellino alla postazione microfonica. Ripeto, Eva Speranza del Nottoli Nuoto. Ancora la coppia Matteazzi, Massimiliano alla 6, Pierandrea alla 4 nelle prime due posizioni ai 150 metri. Massimiliano 34 e 38, Pierandrea 34 e 17, poi Sasso 34 e 66 in terza posizione. Abbiamo detto entrambi Matteazzi, specialisti dei misti, e dunque è fondamentale nuotare al meglio la frazione critica e delicata della rana. Infatti conducono loro due qui nella vasca di Montebelluna, Massimiliano Matteazzi per andare alla vittoria. 2.12 e 78 è anche il nuovo record della manifestazione. Pierandrea Matteazzi secondo, 2.15.34, e poi per la terza piazza è Sasso Stefano con 2.17.15. Attendiamo anche in questo caso la conferma per ufficializzare questo record.